Marco Pacagnella qui ad Abano, un'iniziativa lodevole che serve anche per sensibilizzare la cittadinanza. È stato fatto un test antidroga ai candidati sindaci. Che cosa le è sembrato la reazione dei sindaci? Beh, la reazione non è stata delle migliori perché qualcuno ha parlato di pagliacciata, però si è presentato qua lo stesso, qualcuno è venuto a farsi le analisi e non ha lasciato poi la liberatoria alla privacy sulla comunicazione dei dati, perciò potevano starsene a casa senza venire comunque a disturbare. Questo significa, per dare qualche garanzia in più agli elettori, far cambiare un attimo la tendenza di quello che stiamo vedendo, che non è per niente decoroso, e il secondo step sarà quello di chiedergli di firmare una liberatoria sulle intercettazioni in totale controtendenza a quello che sta dicendo comunque il nostro governo. Un'iniziativa di Federscudo e Federcontribuenti che dovrebbe essere applicata anche a livello governativo. Beh, noi siamo partiti da qua per portare un segnale di chiarezza che possa essere replicato poi in tutte le altre città. E questo non solo per le amministrative ma anche per le politiche e qualsiasi elezione dove qualcuno si propone di andare a occuparsi della cosa pubblica. Anche perché i cittadini devono essere a conoscenza di quello che è un sindaco e di quello che deve svolgere in piena regolarità. In piena regolarità, in piena lucidità e in piena facoltà mentale. Ed è per questo che siamo partiti col test antidroga. Se vogliamo ottenere il massimo delle garanzie da parte di chi ci deve amministrare, noi dobbiamo comunque anche verificarlo, non fidarci solo delle parole.